Allora, io andrei adesso, andrei nel vicino Veneto, dove troviamo Giacomo Gasparotto, sindaco di Gruaro, assieme a Rosario Padovano. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Giacomo Gasparotto, sindaco di Gruaro, appuntamento con la storia per il suo paese, signor sindaco, la casa di riposo diventerà realtà. Sì, il 28 di dicembre abbiamo finalmente sottoscritto un contratto con un'impresa Atti della Codes insieme con la Coveco, che è la cooperativa del Consorzio Veneto, per la realizzazione della casa di riposo. È un'opera che aspettavamo ormai da 5-6 anni, ci abbiamo lavorato molto, finalmente si pongono le basi. Il contratto è stato fatto, adesso nel giro sono partiti i termini, 60 giorni per l'esecutivo, 30 per l'inizio dei lavori, quindi poi 540 giorni per la realizzazione delle opere. È una cosa importante non solo per Portogruaro, ma per l'intero territorio del Veneto orientale, soprattutto per la parte dei comuni che confinano con la regione Friuli-Venezia Giulia, perché diventa una struttura importante. Ne parlavamo proprio con la dirigenza dell'ASL, che mi faceva presente che non dobbiamo brindare per il comune di Gruaro, per i suoi cittadini, che senza dubbio è un'opportunità di lavoro, di occupazione e anche di sviluppo, ma soprattutto per il territorio, sapendo che l'ASL attualmente ha liste di attesa di oltre 400 posti. A San Vito al Tagliamento non saranno molto contenti, forse? San Vito Tagliamento, Spilimbergo, Mossano, gli anziani che sono là torneranno dove è giusto che sia, nel Veneto, e pagheranno anche delle rette molto inferiori. Senta, signor sindaco, dove sorgerà questa struttura? Con quanti posti letto? Allora, la struttura sorgerà all'inizio del comune di Gruaro, lungo la Roggia Bersiole, un'area denominata ex Area Martina, di circa 3 ettari, sulla quale verrà realizzata questa casa di riposo per 105 posti, di cui 90 accreditati dalla regione. Ci sarà un parcheggio per 100 posti auto e un parco lungo il Memene, cioè un parco lungo la Bersiola, e di più un intervento del consorzio di bonifica per la riqualificazione della roggia, proprio dal punto di vista anche della messa in sicurezza idraulica. Ringraziamo Giacomo Gasparotto, linea alla redazione centrale.